Puntata questa sera che guarda verso il futuro. Che ne sarà dell'economia in Friuli Venezia Giulia in un orizzonte medio-lungo fra 5 e 10 anni? Domanda che rivolgeremo a diversi professionisti del settore che da diverse angolazioni ci daranno delle risposte e delle previsioni. Saluto subito Elena Bezzutti che mi dà una mano come sempre a condurre questa trasmissione. Ciao Elena. Buonasera e bentrovati. Ecco, e ovviamente adesso presentiamo gli ospiti. Dalla mia destra verso sinistra c'è Roberto Siaghi, presidente di Eurotech SPA. Buonasera Siaghi. Buonasera. Poi proseguiamo con Sergio Bini, presidente Factotum di Euro in Promos. Buonasera. Buonasera a voi e a tutti i telespettatori. E poi alla mia sinistra Marco Sortino, docente dell'Università di Udine. Buonasera Sortino. Buonasera. E Lorenzo Kasperkovic, che è vice direttore della Federazione BCC del Friuli Venezia Giulia. Buonasera. Buonasera. Bene, partirei subito con il professor Sortino. Professore, nei prossimi 5-10 anni quali settori secondo lei traineranno l'economia in Friuli Venezia Giulia? Si tratterà dell'agricoltura, del commercio, dell'edilizia, della manifattura, dei servizi? Quali fra questi? Beh, una domanda sfidante. Non è di facile rispondere perché stiamo assistendo a una rivoluzione un po' in tutti gli ambiti. Ci sono dei megatrend che ci danno delle linee di lettura. Tuttavia anche queste nuove tecnologie con cui oggigiorno abbiamo a che fare rendono tutto molto, per certi aspetti, turbolento, quindi l'evoluzione è davvero incerta, diciamo così. Quello che diciamo è abbastanza chiaro è che l'informatica in generale, quindi mi aspetto i servizi, avranno via via una importanza sempre maggiore, proprio per il fatto che adesso stanno entrando in campi che fino adesso non erano entrati come industria tradizionale. Quindi i servizi si manterranno comunque come quantità, diciamo così, di addetti in Friuli Venezia Giulia sempre il settore principale, quindi sì, questo secondo lei verrà confermato? Sicuramente, certamente. Chiaramente certi settori più tradizionali che non sapranno rinnovarsi nelle nuove logiche, questi probabilmente subiranno una contrazione anche importante. Vuole essere più specifico su questa seconda affermazione? Allora, diciamo così, in generale possiamo parlare che c'è un passaggio in cui, mentre dalla produzione pura di un prodotto diventa fondamentale il presidio dell'intero ciclo di vita, in particolar modo il post vendita e la manutenzione. Questo grazie al fatto anche della sensorizzazione dei componenti, dei prodotti e così via. E per cui diciamo, le aziende che in questo momento sfruttano questa potenzialità e investono con infrastrutture in grado di gestire e anche presidiare questi nuovi servizi sicuramente hanno davanti a loro delle ottime prospettive. Ma Bini, quali sono invece i settori che tra 5-10 anni subiranno un ridimensionamento forte secondo lei? Beh, saranno tutti settori che stanno prevedendo oggigiorno bassi investimenti in tecnologia, in sviluppo e in ricerca. Quindi sono quei settori che già oggi stanno risentendo pesantemente della crisi. Mi riferisco alla siderurgia, alla meccanica a causa di un rallentamento dell'economia dei paesi emergenti e mi riferisco all'edilizia. Hanno avuto delle flessioni di qualche punto percentuale in questi periodi di crisi. Vede, oggi noi ci troviamo di fronte a un'economia veramente globale. Di conseguenza tu Paese Italia, tu Regione Friuli Venezia Giulia ti trovi a doverti confrontare con l'economia di tutto il mondo. Bene, il nostro paese sicuramente non è un paese friendly, cosiddetto da un punto di vista di chi fa impresa, ma perché? Perché tu ti trovi ad avere delle condizioni rispetto ai tuoi competitor mondiali assolutamente difficili. Mi riferisco alla tassazione, dove noi imprenditori abbiamo una tassazione complessiva del 64,8%, mi riferisco a una burocrazia sempre più asfissiante, che oramai è diventato uno spauracchio per qualsiasi imprenditore, e non solo, e mi riferisco comunque a un sistema Stato non molto allineato con gli imprenditori. Gli imprenditori oggigiorno sono veramente, io li definisco quasi dei supereroi per riuscire a garantire in questo paese la competizione con gli altri paesi presenti nel mondo. Non possiamo pensare di continuare ad adoperarci in settori, faccio un riferimento, visto che Manzano è vicino a noi, produzione di mobili, di basso livello, con bassi investimenti, bassi design,
dall'altra parte del mondo. In Cina noi abbiamo dei competitor in grado di far uscire dei prodotti a dei costi decisamente inferiori e oggigiorno, ahimè, anche con una qualità non dico uguale ma simile alla nostra. Quindi c'è un'unica economia globale, però c'è un mondo differenziato per quanto riguarda diciamo, le condizioni di mercato. Bene, adesso vediamo anche l'intervista che ha realizzato Giancarlo Virgilio al consulente finanziario Zanolla e poi la commentiamo ovviamente con i nostri ospiti qui in studio. Per parlare di Industria 4.0 abbiamo deciso di incontrare Michele Zanolla, uno dei più grandi consulenti finanziari della regione e uno anche di quelli che di futuro se ne intendono, in quanto ha a che fare tutti i giorni con i rialzi e i ribassi e le previsioni dei mercati in borsa. Zanolla, nei prossimi 5-10 anni, quali saranno i settori dell'economia che saranno trainanti? Secondo me industria, terziario e turismo. La parte del leone la farà sempre il manifatturiero e i servizi cresceranno sempre di più. Quali settori invece avranno un ridimensionamento in Friuli Venezia Giulia? Ecco, io non vedo bene l'agricoltura e soprattutto il settore edilizia. Il settore edilizia è il settore più in crisi in assoluto. Non dimentichiamo che nel sistema bancario italiano ci sono 200 miliardi lordi di sofferenze e il 41,4% di queste sofferenze sono dovute a immobiliare e costruzioni edilizia. Quindi questi numeri non sono a caso, sarà sempre di più il settore che farà fatica a riprendersi. Per quanto riguarda il credito, ci saranno le stesse banche di oggi in Friuli o ce ne saranno di meno? Ma sicuramente ci sarà una diminuzione dei sportelli bancari. Fino a 7-8 anni fa per una banca aprire filiali significava aumentare di valore. Oggi invece, per motivi diciamo di tagli dei costi, chiudere sportelli e diminuire il personale fa crescere il valore degli istituti di credito. Però non è solo questo il motivo diciamo, di una diminuzione degli sportelli bancari. Una diminuzione degli sportelli bancari è dovuta sicuramente anche al fatto appunto di questa trasformazione digitale che è già in atto. Non dimentichiamo che le banche italiane sono molto più avanti ad esempio delle banche tedesche in questo settore. In un futuro prossimo lei vede una fusione fra tutte le BCC? Ma allora diciamo che su 400, io a livello nazionale, su 486 gruppi bancari ci sono 355 BCC, tantissime. Entro un anno probabilmente verranno create 2 al massimo 3 holding con un patrimonio netto di 1 miliardo di euro e queste 2-3 holding praticamente faranno parte delle prime 10 banche italiane e quindi saranno sotto la vigilanza della BCE. E molto probabilmente di questi 355 BCC alla fine ne resteranno più o meno soltanto 120, quindi anche in Friuli Venezia Giulia avremo degli accorpamenti e ci saranno meno sportelli. Quale sarà il rapporto cliente-banca fra 5 e 10 anni? Sarà tutto virtuale con l'home banking oppure le filiali resisteranno? La clientela opera sempre di più online o tramite il proprio PC o tramite smartphone o tramite tablet. Già adesso le filiali cominciano a essere del tipo di modalità self-service, cioè praticamente il cliente entra in filiale, c'è ovviamente del personale qualificato che li accompagna davanti a un terminale e il cliente fa le operazioni tradizionali bancarie seguita da questa persona ma le fa da solo col PC della banca. Quindi questo è il primo passaggio, sempre sportelli più leggeri, con meno personale qualificato e sempre più tecnologia. Non mi meraviglierei però che tra 5-10 anni tutte le operazioni tradizionali bancarie vengono fatte proprio online e senza il personale qualificato. L'unico problema per arrivare a questa situazione è sicuramente il problema legato alla sicurezza, perché più vai avanti con la trasformazione digitale, più aumentano i problemi della sicurezza. E quanto invece sarà determinante il referendum del 4 dicembre? Ecco, questa è una domanda un po' che mi imbarazza, perché ecco, io non solo filo Renzi, però come Confindustria, come tutta la finanza, voterò sì, perché purtroppo il sì è l'unica via per la stabilità sui mercati finanziari. Ecco, abbiamo sentito l'intervista a Zanolla fatta da Giancarlo Virgilio. Ecco, girerei subito, dato che abbiamo anche Lorenzo Kasperkovitz, che è il vice direttore della Federazione BCC del Friuli Venezia Giulia, e se intanto si sente di condividere, soprattutto riguardo alle BCC,
che cosa sarà delle BCC in futuro, se si sente di condividere i numeri che ha dato Zanolla, e quindi intanto gli chiederei di replicare a questo intervento. Poi proseguiamo. Allora, le banche di credito cooperativo sono in questa fase di cambiamento uno degli elementi, uno degli attori importanti del sistema bancario italiano, e direi che sono uno degli attori più solidi e più riconosciuti. Quindi il processo di cambiamento che riguarda la nostra categoria è un processo che si integra non in una situazione specifica nelle BCC, ma in una rivisitazione dell'intero meccanismo di vigilanza unico a livello europeo, perché ricordiamo che l'Europa i passi più forti verso l'integrazione li ha fatti proprio nel settore bancario e finanziario, con i suoi pro e contro. Siamo all'inizio di un percorso che ci porterà entro 18 mesi alla costituzione del capogruppo. Il processo di riforma delle BCC mira a mantenere il più possibile le caratteristiche di localismo e di identità cooperativa che tanto hanno premiato le BCC in questi ultimi 20 anni in particolare. Ricordo che quando nel 93 il testo unico bancario cancellò le casse rurali e fece nascere al loro, diciamo, con un nuovo nome le banche di credito cooperativo, molti dissero ah no, è la fine delle BCC, invece non era vero, anzi è stato l'inizio di un percorso di sviluppo, quindi confidiamo che il terzo tempo del credito cooperativo porti diciamo, al mantenimento però delle caratteristiche identitarie del credito cooperativo. Ecco, chiedo anche a lei Kasperkovic, da qui a 5-10 anni ci saranno le stesse banche di oggi in Friuli o ce ne saranno di meno comunque? Questa è una domanda più generale su tutto il panorama bancario del Friuli Venezia Giulia, ovviamente non discuto solo dell'universo BCC, che comunque è un universo molto esteso e importante qui in regione. Il Friuli è già molto concentrato come numero di banche. Se noi andiamo a guardare il sistema bancario in Friuli Venezia Giulia, sì, vedo pochi spazi onestamente per accorparlo ulteriormente, quindi non vedrei grandissime riduzioni. E sul tema di un'unica BCC in Friuli Venezia Giulia? Fra 5-10 anni lo veda fattibile oppure no? Ripeto, il progetto di riforma tende a mantenere una pluralità di BCC per poterne conservare le caratteristiche identitarie. Ecco. Dovesse diventare un'unica BCC sarebbe un'altra cosa. Certo. Solo una battuta perché Bini non era molto convinto che l'agricoltura sarà un settore che andrà verso il basso in futuro. Giusto una battuta, Bini? No, guarda, sono assolutamente convinto. È vero che i dati dicono che in questi anni hanno chiuso molte imprese agricole, ma hanno chiuso le piccole aziende agricole, le medie e le grosse aziende agricole sono in termini di SAU, superficie agricola utilizzata, sono aumentate anche in maniera significativa. Certo, bisogna concepire l'azienda agricola gestita diversamente rispetto al passato. Ecco, benissimo, adesso ci dobbiamo fermare per andare in pubblicità, poi torniamo subito qui a Friuli Economy con l'intervista sempre realizzata da Giancarlo Virgilio a Guerra dell'azienda ASEM, e poi la commenteremo con Roberto Siagri di Eurotech. E vediamo subito il servizio di Giancarlo Virgilio a Guerra dell'azienda ASEM. Per indagare intorno all'industria 4.0 siamo giunti ad Artegna per parlare con forse la persona più adatta in questo campo, ovvero Renzo Guerra, l'amministratore delegato e presidente dell'ASEM, ovvero questa bella realtà industriale digitale del Friuli Venezia Giulia. Presidente Guerra, di cosa si occupa la sua azienda esattamente? La nostra azienda opera nel settore dei componenti per automazione industriale, è specializzata nei sistemi di Human Machine Interface, nei macchinari, di controllo e di teleassistenza, e siamo un'azienda leader sul mercato italiano. Noi esistiamo dal 1979, quando fondai l'azienda, ma abbiamo iniziato un processo di specializzazione nel mondo dell'automazione a metà degli anni 90, dopo essere stati la seconda azienda italiana dopo l'Olivetti nei computer per Office Automation. Abbiamo creduto prima di altri che le tecnologie della piattaforma del PC
open standard avrebbero trasformato non solo il mercato dell'office automation, ma avrebbero trasformato anche il mercato della factory automation, cosa che sta regolarmente avvenendo. Secondo lei, fra 5-10 anni, quale sarà l'impatto di questa rivoluzione industriale in Friuli Venezia Giulia e soprattutto esisteranno solo aziende digitalizzate? Diciamo, come le dicevo, abbiamo iniziato molti anni fa un percorso per portare le tecnologie digitali all'interno delle fabbriche. Quindi il processo di digitalizzazione delle fabbriche, anche chiamato comunemente oggi da tutti la rivoluzione Industry 4.0, in realtà non è in atto da oggi, ma è in atto già da diversi anni dagli operatori del settore. Adesso sta succedendo che anche la politica o anche i mass media e tutti quanti si stanno accorgendo di questo processo e sono stati creati degli slogan come Industry 4.0, Internet of Things, che permette di creare ancora più attenzione verso questi fenomeni che sono sicuramente fondamentali per poter recuperare in Europa e nei paesi industrializzati la capacità manifatturiera che ha reso leader queste nazioni nel passato e che leadership che è stata persa a vantaggio dei paesi a più basso costo del lavoro dove sono state spostate diverse produzioni di beni. Possiamo recuperare la costruzione delle fabbriche e riportare la produzione in Europa e questo è fondamentale per partecipare al PIL e alla produzione generale in maniera più importante con la manifattura, perché non si possono fare solo servizi, ma si devono avere anche le aziende a cui fare i servizi. Di conseguenza ci sarà sicuramente un recupero dell'occupazione, ma non tanto perché automazione significhi in assoluto occupazione o un certo tipo di occupazione, sarà un'occupazione più di alto livello, di figure professionali di alto livello che devono essere in grado di progettare le automazioni delle fabbriche. In questo futuro ipotetico sarà ancora competitivo il Friuli Venezia Giulia oppure quali riforme andrebbero assolutamente fatte per raddrizzare un po' la regione? Sarà fondamentale sia per il Friuli e per tutta l'Italia recuperare con l'automazione e con la digitalizzazione delle fabbriche in manifattura, come dicevo prima, riportando produzioni. Credo che sia un problema non friulano, ma è un problema italiano, ma addirittura un problema europeo. Infatti esiste un documento europeo che si chiama Industrial Compact, dove nei prossimi 5 anni si prevede di riportare la manifattura a un'incidenza del 20% sul PIL europeo rispetto al 15-16% che è caduto adesso dopo 15 anni di declino. Quindi il Friuli deve essere dentro questo processo, nei limiti del suo peso specifico, ed è fondamentale che anche le imprese friulane possano portare avanti questo processo, ma in realtà non c'è nessun motivo perché non lo portino, anzi sicuramente credo che il Friuli possa essere allineato con le regioni più importanti italiane e europee, quali la Lombardia, piuttosto che la Germania e quant'altro. A tal proposito, cosa consiglierebbe di studiare per i ragazzi delle superiori e dell'università? Ma diciamo, si legge in quasi tutti i giornali economici nell'ultimo periodo che in questo processo di digitalizzazione delle fabbriche in particolare, ma dell'intero sistema, mancheranno delle figure professionali. Senza dubbio ingegneri elettronici, ingegneri informatici, ma ingegneri meccanici anche, perché i macchinari non hanno solo la componente elettronica, quindi io consiglierei oggi a un ragazzo di fare delle materie magari più scientifiche e meno umanistiche, perché attraverso questo tipo di investimento credo che potremo avere le risorse anche per poter portare avanti questo processo, perché tutti i processi possono avere un loro percorso logico, ma senza le persone, senza le risorse non si portano avanti. È un peccato assistere al fatto che diversi ingegneri italiani, o perché in Italia i compensi sono inferiori rispetto agli altri europei, si legge sui giornali tutti i giorni che preferiscono andare a lavorare in Germania, preferiscono andare negli Stati Uniti. Questo è un grande peccato, quindi io mi auguro che il sistema Italia nel suo complesso sappia crescere per mantenere questi profili interessanti, perché è giusto consigliare, però sarebbe opportuno che dopo aver consigliato uno studente cosa studiare, dargli le opportunità di rimanere in loco piuttosto che andare all'estero, perché altrimenti l'Italia rimane un paese in declino rispetto agli altri. Ma Siagri, grazie all'Industria 4.0 riusciremo a far ripartire la manifattura in Friuli?
È un'opportunità da non sottovalutare quella dell'Industria 4.0, perché io volevo anche magari precisare un po' di più questo concetto. È qualche cosa di più del solo computer in fabbrica, è la possibilità di gestire i dati in maniera completamente nuova rispetto al passato. L'automazione è vero, l'automazione in fabbrica è cominciata già da tanto tempo e va sotto il nome di Industry 3.0, di terza rivoluzione industriale. Quello che sta emergendo con la 4, con la quarta rivoluzione, è il valore del dato e il cambio dei modelli di business che si possono fare gestendo i dati in maniera diversa da prima. La possibilità di gestire i dati in maniera diversa da prima fa sì che ci possano trovare nuovi sbocchi a prodotti che prima invece non ne avevano più. Ci può fare qualche esempio? È molto semplice. Se io ho un macchinario molto costoso e lo devo vendere come prodotto, devo andare a trovare un cliente che ha la capacità di comprarmi questo grande macchinario. Se questo macchinario, grazie ai dati, lo posso vendere per il suo uso, per quello che produce, magari ho bisogno solo di passare su un modello a canone, per cui con un canone mensile che per quanto alto sia non è come la disponibilità di cassa all'inizio per comprare tutto il macchinario. Questo fa sì che si possano trovare nuovi mercati che magari riescono ad avere dei flussi di cassa legati all'uso del prodotto, ma non hanno magari la disponibilità di capitale in anticipo per l'acquisto di tutto il prodotto. Questa è la grossa trasformazione che sta avvenendo, se volete, nel campo anche di quella che si chiama poi la sharing economy, che va da Airbnb o da Uber, in cui non c'è più bisogno di possedere, ma basta soltanto usare. È una grande trasformazione che dovrebbe portare a raddoppiare o triplicare i valori industriali in gioco, perché si sta parlando di un'economia che potrebbe entro il 2025 arrivare ad aggiungere quasi il PIL dell'Europa, cioè come se nascesse una nuova Europa dal punto di vista produttivo. Questa produzione qui non sarà più quella di una volta, se non è digitalizzata, se non ha un contenuto informativo importante, non ci sarà. È quella che poi anche il World Economic Forum chiama l'economia del risultato o l'outcome economy, passare da prodotto a quello che è il risultato del prodotto. Questa è la trasformazione in atto. Quindi tra 10 anni le aziende non digitalizzate non esisteranno più? Il rischio è quello, ma d'altra parte se io le chiedo quante aziende oggi non hanno un motore elettrico, probabilmente scopriremo che poche aziende non hanno dentro di sé o l'energia elettrica o il motore, per cui come riesce a immaginare un'impresa che non ha dell'energia elettrica come componente del business? Io non credo. E così come riesce a immaginare una famiglia che non ha una TV o che non ha un computer? Sì, ce ne sono, ma sono pochissime, così che le imprese stesse dovranno far leva su questa nuova utility che si chiama calcolo e che si chiama anche informazione, cioè in realtà non è tanto il computer che sta rivoluzionando oggi le industrie, perché quello è vero, ci sono tanti anni i computer dentro le imprese, è il concetto di informazione che comincia a diventare un bene tangibile come la materia. Ma secondo lei le imprese friulane saranno in grado in generale di raccogliere questa sfida, sia agri, oppure quanto prevede di riduzione anche a fronte di alcuni settori? Perché prima abbiamo domandato ad altri ospiti quali settori trascineranno l'economia e quali invece rimarranno indietro. Ma alla luce di questa digitalizzazione spinta e dell'importanza della information technology, quali secondo lei sono candidati a rimanere indietro, quali andare avanti e in generale quanto le imprese friulane fino adesso sono state ricettive verso la digitalizzazione? Ma guardi, il vantaggio che abbiamo noi, io guardando proprio sempre nell'ottica positiva delle cose, il vantaggio che abbiamo noi in questa regione è che non siamo in molti, per cui possiamo sicuramente traghettare verso il futuro questa regione se lo vogliamo e se ci crediamo. Gli attori da mettere intorno a un tavolo non sono poi molti e c'è anche da dire che gli altri non sono in condizioni totalmente diverse, per cui questa Industry 4.0, questa quarta rivoluzione industriale ha qualche paese un po' più avanti, ma la maggior parte dei paesi è messa un po' come noi. Per cui che anche in America, quanto l'America è più avanti rispetto a noi? Se dovesse farlo in percentuali, il 10, il 20, il 30? È quella più avanti, o il 5? È quella più avanti, adesso non so dire in percentuale, è quella più avanti per un semplice motivo, perché hanno capito cos'era la terza rivoluzione industriale, mentre noi siamo un po' figli della seconda rivoluzione industriale, per cui della catena di montaggio, e il computer è entrato dentro, ma non è entrato con la potenza con cui è entrato negli Stati Uniti, sta di fatto che
che la quarta rivoluzione industriale è un po' figlia di social network, i social network nascono in America, non nascono in Europa. Però detto questo, siamo un po' tutti i blocchi di partenza, il treno è appena partito dalla stazione, ha una velocità ancora tale che si può salire addosso. Io credo che questa anche un po' aiuti che sta dando il governo, questa cosa che sta mettendo in atto anche il Ministero dell'Economia, dell'Industria, sia una cosa che dovrebbe aiutare un po' le aziende a prendere questo treno che sta partendo. Per cui io sono positivo su questo, penso che il Friuli possa in qualche maniera farcela, però deve pensare che deve cambiare. Certo, altrimenti è destinato a rimanere fermo. Ecco, professor Sortino, dato che lei insegna proprio in queste discipline qua, diciamo così, si sente di condividere l'analisi fatta da Siagri, cioè che comunque è una sfida su cui ce la possiamo fare oppure no, secondo lei? Assolutamente sì, anzi. Se vuole magari ripetere anche ai telespettatori lei che cosa insegna all'università, così magari... Io insegno, diciamo, la materia si chiama Tecnologia meccanica nei sistemi di lavorazione, che il nome è un po' arcaico, oggigiorno parliamo di fabbriche digitali essenzialmente, anche con dei nuovi corsi che vanno proprio sulle tematiche che sono state descritte diciamo, in precedenza. Eccoci, riguardo la potenzialità del nostro territorio, innanzitutto una cosa, se portate a pensare che questa trasformazione digitale riguardi le grandi imprese, assolutamente non è vero. È importantissima nel PMI, lo dimostrano già i dati, ci sono tante PMI che sono italiane e friulane, che sono digitali da anni e non sanno di esserlo, semplicemente oggigiorno abbiamo creato questo brand dentro il quale nascondiamo queste tecnologie, quindi in realtà il territorio è pronto. E come fa uno a rendersi conto che è digitalizzato in realtà? Quali sono gli indicatori che una PMI dovrebbe osservare per capire che è digitalizzato? Diciamo, il fatto di essere già in possesso di una certa mentalità, come più è una questione di mentale più che di tecnica, se vogliamo, o di tecnologie presenti. Nel senso, oggigiorno le aziende, in particolar modo le PMI, devono essere predisposte al cambiamento, devono essere aperte, guardare, diciamo, agire locale ma guardare globale e sapere che hanno a disposizione degli strumenti potentissimi con i quali oggi il mercato si sta appiattendo, cioè possono aggredire zone geograficamente molto lontane e grazie alla creatività creare nuovi prodotti invadendo e creando mercati nuovi essenzialmente. Perfetto, adesso ci dobbiamo fermare per l'ultima pausa pubblicitaria e poi torniamo di nuovo qui a Friuli Economy su quale sarà l'economia in Friuli Venezia Giulia tra 5-10 anni. Ma Siagri, sul mercato del lavoro, appunto per avere una forte professionalità, quanto vale la digitalizzazione? Ormai è diventata una lingua franca, è come non conoscere l'inglese in qualche maniera. Ormai il digitale ha permeato tutti gli ambiti lavorativi, per cui in qualche maniera diventare, tra virgolette, padroni del digitale, capire quali sono i confini e le opportunità o le potenzialità che le tecnologie digitali danno, sì, è diventata appunto come saper una lingua. Per cui i nuovi mestieri, qualunque essi siano, per cui non è neanche, tra l'altro, quello che c'è da capire è che quando si parla anche di società liquide, il digitale è liquido, ormai è entrato in tutti i settori, non è più una competenza specialistica come una volta che c'era l'esperto di digitale. Ognuno di noi nel suo piccolo, chi più, chi meno, deve in qualche maniera padroneggiare queste tecniche. Sta di fatto anche che le nuove anche professioni che stanno emergendo, mi pare che anche una trasmissione di Friuli Economy ne sia stato parlato. A luglio l'avevamo fatta. In cui proprio si vedeva che anche chi è nel settore prima della grafica non è più la grafica di una volta. Oggi chi vuole stare nel settore della grafica deve avere a che fare con degli strumenti informatici. In qualunque ambito, o chi magari partendo più dalla parte della grafica, chi partendo più dalla parte dei social, chi più dalla parte matematica o di modellizzazione, ecco, deve avere a che fare con questi strumenti. Il digitale è un po' un amplificatore delle nostre capacità umane, in realtà alla fine amplifica quello che già sappiamo fare e lo rende più potente. Come, se volete, nella meccanica la macchina a controllo numerico amplificava le capacità dell'operatore e così siamo oggi non tanto più a
ad amplificare i muscoli, ma a amplificare il nostro cervello, le nostre capacità intellettive. Per cui ecco, questo è un po', la cultura digitale deve far parte, dovrà far parte di ogni curriculum. Benissimo, e Kasperkovits, invece vediamo un po' ancora i mutamenti che riguarderanno il settore bancario. Le leggo un po' tutte le domande preparate, intanto poi prego la regia di prepararsi alle slide che seguiranno. Quale sarà il rapporto cliente-banca tra 5-10 anni? In particolare, sarà un rapporto completamente virtuale basato sull'home banking oppure esisteranno ancora le filiali a livello fisico come luogo di incontro fra banca e cliente? E se le filiali resisteranno, ci sarà lo stesso numero di oggi oppure è lecito pensare a una riduzione e se sì, in che percentuale delle filiali? Per provare a dare una risposta strutturata abbiamo cercato anche di fotografare quello che è successo negli ultimi 4 anni, che è una slide che presto comparirà. Sostanzialmente da questa slide si coglie che la banca già oggi è multicanale. Quello che si può notare, che è abbastanza interessante a mio modo di vedere, è che sì, cresce la colonna dell'internet banking che vedete fa più 26%, sì, cresce il mobile più 200%, trend sicuramente interessanti. Vedete che però in 4 anni l'accesso allo sportello diminuisce leggermente, l'accesso allo sportello automatico ATM aumenta, ma non c'è un crollo dello sportello. Cosa significa questo? Significa che il cliente ha comunque bisogno di relazione e la relazione fisica non può essere completamente sostituita dall'approccio digitale, perlomeno non quando si parla di soldi. C'è un tema forte che riguarda tutta la popolazione, che è quello della consapevolezza finanziaria, e questo sarà sicuramente uno sforzo di conoscenza che le nostre comunità dovranno fare, ma non perché arriva la rivoluzione digitale, perché la rivoluzione digitale porterà a spostare dalla prossimità fisica ai canali telematici alcune operazioni bancarie, ma non tutte, perché quelle a valore aggiunto avranno ancora bisogno della relazione. Questo spostamento verso il telematico delle operazioni di base, c'è nella slide successiva esatto. Noi lo stiamo già verificando come credito cooperativo, siamo una banca molto radicata sul territorio, di 240 sportelli, 135 non hanno la cassa aperta al pomeriggio e questo non causa nessun tipo di problema, ci permette anzi di evolvere la relazione con i clienti dedicando il pomeriggio alla consulenza. E non ci ferma nell'approccio verso la digitalizzazione, perché più di un cliente su 2 usa la banca anche via internet. Questo porterà ragionevolmente a una ristrutturazione delle filiali. Vi ho portato un paio di immagini, vedete che non c'è il bancone che magari si poteva vedere anni fa. Questa è una filiale recentemente aperta che ha dentro l'ATM intelligente e i display. La slide che vedrete dopo è una filiale che ha un collegamento in videoconferenza, ma dall'altra parte dello schermo c'è una persona in carne ed ossa. Io credo che di relazione nel proprio rapporto con la banca ci sarà comunque ancora bisogno, spostandola sugli argomenti veramente importanti. Benissimo Kasperkovits, penso che lei abbia ampiamente risposto alle domande che le sono state fatte. Prego. Il servizio? No, il servizio purtroppo non c'è, proseguirà la prossima volta la collaborazione con l'avvocato Ius, che ovviamente salutiamo. Direi che di proseguire direttamente con Bini. Bini. Sì. E appunto, se le cose stanno come sono adesso, il sistema Friuli sarà ancora competitivo nei prossimi 5-10 anni oppure ci sono delle riforme che sono assolutamente necessarie? Ma le do una risposta secca, no. Nel senso che... Ma non il problema, sarà. Quindi non sono necessarie le riforme? No, non sarà competitivo. Non sarà competitiva la nostra regione continuando di sto passo. Ma vede, il problema non sta tanto nella regione Friuli Venezia Giulia, il problema sta, come diceva nell'intervento il proprietario della ASEM prima, il dottor Guerra, sta nell'Italia e sta ancora di più nell'Europa.
noi come Italia, lo dicevo prima, no? Siamo un paese assolutamente poco facile per chi fa impresa. Vanno fatte delle riforme significative per quanto riguarda l'economia. Lei considera liberalizzazione, abbiamo fatto liberalizzazioni ma sono delle finte liberalizzazioni, non abbiamo liberalizzazioni scusi, vere. Abbiamo una fortuna che sia a livello nazionale sia a livello europeo però ci si sta adoperando davvero in questi anni per far sì che ci si avvicini all'industria vera 4.0 in modo serio, in modo costruttivo. Quindi il Friuli Venezia Giulia sarà in grado se sarà in grado di intercettare quelle che saranno le nuove riforme a livello nazionale, a livello europeo, assolutamente avrà un futuro. Ma quali particolari? Ma guardi, le faccio un esempio. La regione Friuli Venezia Giulia, parliamo delle start-up innovative. Si sappia che in Friuli Venezia Giulia, la regione Friuli Venezia Giulia è la terza regione in Italia come numero di start-up innovative. C'è un problema di fondo, che c'è una grande moria, diciamo, giovanile di queste aziende. Perché? Perché, e qua a mio avviso un po' paghiamo le inadeguate politiche di sostegno a queste start-up, vale a dire c'è la defiscalizzazione sì, ma non puoi superare i 5 milioni di euro, non puoi avere una storia superiore, non puoi essere stato fondato da più di 48 mesi, ci devono essere, e su questa cosa io sono d'accordo, dei rapporti, degli indici tra spese sostenute per ricerca e sviluppo. Bene, ci sono tutta una serie di vantaggi per chi investe nelle start-up, ma per chi fa rimanere le start-up piccole, piccine. Le start-up muoiono perché non riescono a stare sul mercato, questo è il problema vero, perché hanno bassi patrimoni e non riescono ad investire quattrini per la ricerca e lo sviluppo vero. Bene, se noi riuscissimo per le start-up a intercettare i tanti milioni di euro che ci sono a livello di comunità europea per lo sviluppo vero, se noi riuscissimo a creare un circolo virtuoso tra imprese solide, istituzioni finanziarie e università, in questo caso io sono convinto saremmo in grado di intraprendere la strada giusta per poter arrivare veramente maturi all'industria 4.0 vera, cioè avere delle start-up significative, diventare degli hub tecnologici. Le faccio l'esempio di Londra. Londra negli anni 70 era una città assolutamente decadente. Bene, oggi a livello di start-up, penso che Seagri mi possa dar ragione, è a livello europeo la più grande città europea. Insomma, non si sono inventati mica nulla, hanno creduto nella nuova economia, quindi hanno investito quattrini, ma non solo il pubblico, perché attenzione, non dobbiamo commettere l'errore di pensare che solo lo Stato, la Regione debba intervenire in questo. Ci deve essere il giusto equilibrio tra privato, che deve investire davvero, non far finta di investire davvero, e la pubblica amministrazione, quello sì, che deve promuovere. Questo è. Ma Sortino, lei che rappresenta un po' l'università, è d'accordo con questa visione di Bini sul circolo virtuoso università-azienda? Assolutamente pubblica sì. amministrazione? Assolutamente sì, c'è assoluto bisogno di interazione continua tra questi enti. Purtroppo per questioni storiche non l'abbiamo fatto in passato, ma stiamo recuperando. Si vede cosa fanno in altri paesi, per esempio in Germania, creano tutta una serie di meccanismi che creano un continuo tra l'accademia, gli incubatori e soprattutto le società che trasferiscono conoscenza tra il mondo della ricerca e le imprese e le imprese stesse, quindi proprio è tutto strutturato in maniera molto più forte. Ma lei, Sortino, alla fine che cosa consiglierebbe a un ragazzo che magari sta facendo le scuole medie e che deve andare poi alle superiori università di studiare sia le superiori che all'università e poi in fin dei conti fra 5 e 10 anni quali saranno le professioni del futuro qui in Regione? Bene, ha risposto, quello che ha detto prima il Presidente Guerra è assolutamente vero, quindi anch'io mi sento di consigliare curricula di tipo tecnico-scientifico, sia alle superiori che poi anche all'università. In questo momento c'è una percentuale di assunzione
parliamo anche di diplomati, non solo di laureati, che a pochi mesi dalla laurea in quasi tutti i settori è oltre il 99%, quindi non c'è assolutamente disoccupazione. Assolutamente, anzi riusciremo a, diciamo, il sistema sarebbe in grado di assorbire molti di più e in questo momento, anzi purtroppo li stiamo esportando per quanto detto in precedenza, quindi sì, questo è sicuramente una necessità. In realtà è un problema non solo nostro, c'è anche ad esempio nella vicina Slovenia, in quanto loro anche per questioni linguistiche sono predisposti a migrare verso nord, ecco noi verso nord-ovest in questo momento. Quindi assolutamente c'è una grande necessità di tecnici di tutti i livelli, quindi questo quanto garantisce sicuramente ottime prospettive di occupazione e bisogna creare anche fuori dall'ambiente scolastico la voglia di fare, bisogna sviluppare la cultura del fare a tutti i livelli. Ecco, giusto un'ultima battuta perché era citata da Guerra. È vero che alcuni ingegneri non restano in Friuli Venezia Giulia perché i compensi sono più bassi rispetto ad altre zone d'Europa e del mondo? Cioè diciamo lo rileva che come fattore di scelta oppure no, secondo lei? Oppure sono invece le sfide che uno invece raccoglie a livello professionale dentro l'azienda a fare la differenza? Oppure che cosa? Certo, era vero sicuramente in passato questa del livello di retribuzione, poi se uno fa i conti bene probabilmente non è poi così. Il costo della vita. Certo, in questo momento è un po' più una prospettiva di sistema, nel senso ci sono altri ambienti che sono più attrattivi banalmente per questioni di immagine, hanno costruito un sogno dietro questo ecosistema e chi si muove perché insegue questo sogno alla fin fine. Giusto una battuta anche con Siagri e Bini a commento di questo, gli ingegneri, i laureati ci lasciano per una questione di compensi o invece per una questione professionale? Magari poi se vuole convolgo anche Kasperkovic su questo tema della... Io credo che, come diceva Bini sul discorso di Londra, è chiaro che ci sono degli ecosistemi molto più attrattivi, c'è poco da fare. Poi non penso che la parte dei compensi sia quando sei giovane quella predominante, credo che l'ambiente culturale e l'aria che respiri dal punto di vista proprio di motivazione sia importante. Ecco che, tornando a quel ragionamento che facevi, se riuscire a portare anche intorno alle start-up qualche cosa di più e non lasciarle da sole, ecco, questo diventa una forza attrattiva incredibile. Ecco, secondo lei Bini, e quindi gli stipendi qua insomma anche a livello di costo della vita alla fine sono attrattivi oppure che cos'è che fa la differenza che determina ancora comunque un movimento migratorio, cioè di friulani anche laureati che lasciano il Friuli comunque consistente? Guardi, lo provo anche nella mia azienda, i giovani oggi non fanno una questione di quanto guadagnano, i giovani oggi fanno una questione di quanto possono sognare per il futuro. Ecco, nel nostro paese è difficile sognare per il futuro, questo è il problema, cioè non è vero che i nostri giovani lasciano l'Italia, lasciano il Friuli perché non amano il proprio paese, ma lasciano il nostro paese perché non hanno prospettive future. Beh, allora se noi saremo in grado di ridare speranza e sogni ai nostri giovani, sono convinto che ci sarà una controtendenza all'esodo dei giovani di oggi. Kasperkovic, dal suo osservatorio, per quanto riguarda, immagino soprattutto i laureati in economia, per quale ragione magari lasciano diciamo così, l'Italia o diciamo così, non sono attratti più di tanto dal sistema produttivo ed economico del Friuli Venezia Giulia? Si sente di condividere questa analisi o vede anche altri elementi? Direi di sì, aggiungerei un piccolo spunto di ottimismo che ci ha dato la recente rilevazione statistica della regione uscita qualche giorno fa, che comunque colloca la nostra regione Friuli Venezia Giulia in una buona posizione rispetto al resto dell'Italia, quindi probabilmente gli ingredienti per far bene in termini di cultura, di struttura della società ce li abbiamo. Sicuramente bisogna fare ancora diversi passi, ma credo che possiamo essere ragionevolmente ottimisti, almeno se ci compariamo con un quadro italiano. Bene, allora siamo davvero in chiusura, ringrazio gli ospiti di questa sera, Roberto Siagri, Sergio Bini, Marco Sortino e Lorenzo Kasperkovic. Un sentito ringraziamento anche ad Elena Bezzutti per la collaborazione alla conduzione. Grazie a voi e ci vediamo alla prossima. E poi ovviamente a Giancarlo Virgilio per i servizi e a Gian Domenico Ricci, Pierangelo Buttazzoni e Davide Nicolicchia per la parte di regia e tecnica. A tutti voi una buona serata e la serata prosegue con la trasmissione Community FVG sempre su Telefriuli.